Ma ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Buon pomeriggio, cari radioascoltatori, anche per chi, per chi mi vede. Non sono oggi in studio per motivi, insomma, anche un po' così di salute. Comunque, sono qui con voi e oggi voglio parlare di due fatti che sono un po' correlati un po' a questo anche sistema, insomma, giudiziario italiano. Uno è molto importante, riguarda una vicenda che avevamo trattato qui a Giallo Radio Club, la storia di Carol Maltesi, quella bellissima ragazza di 26 anni che era stata barbaramente uccisa con un martello, presa a martellate da un vicino di casa che si era invaghito di lei e la usava anche per fare dei video intimi da vendere su OnlyFans. eh, il quale nel momento in cui lei aveva deciso di lasciarlo, di andarsene via addirittura dalla Lombardia per andare più vicina al figlio che abitava nel Veronese, a quel punto lui l'aveva appunto massacrata. Dopo averla massacrata l'aveva anche depezzata, conservata in un congelatore e si era finto lei, diciamo, con i messaggi, insomma, tutto il tipico comportamento di questo genere di soggetti. Per farla breve, Davide Fontana si chiama così, oggi ha 48 anni, un ex bancario che poi sbarcava il lunario in quel periodo facendo il food blogger. Lo vedete qui per chi è in radiovisione, ecco la bellissima Carol. Viene condannato in primo grado a 30 anni, quindi non all'ergastolo, perché non gli viene contestata l'aggravante della premeditazione, ma solo quella della crudeltà, ma solo quella della crudeltà. Una sentenza tra l'altro molto molto discussa, ne discutemmo anche noi perché nella sentenza i giudici, che anche forse erano donne già in primo grado, passarono, diciamo, ad una vittimizzazione secondaria davvero terribile, sconveniente, che a noi non piaceva. Dissero che Carol era disinibita e che lo provocava, per cui il troppo innamoramento di lui aveva portato alla sua reazione e quindi a quello che era successo. Veramente una sentenza che gridava vendetta, tant'è vero che poi la procura ricorre in appello, si fa l'appello e in appello l'aggravante della premeditazione che non era stata contestata nel primo grado, invece viene ricontestata e viene comminata. Dopo vi leggerò alcuni pezzi della motivazione della sentenza d'appello, perché appunto tutto il suo comportamento, sia prima che dopo, e anche le sue azioni, sia prima che dopo l'omicidio, di fatto certificavano questa premeditazione. Quindi viene condannato all'ergastolo in secondo grado. Cosa succede? Qual è la novità? Che la difesa, sostenuta da due legali, tra cui Stefano Paloschi, ricorre in Cassazione, e la Cassazione sappiamo che non entra nel merito, chiedendo di annullare la sentenza d'appello all'ergastolo e di rifare un processo proprio sul punto della premeditazione, e non solo in realtà. La Cassazione nei giorni scorsi ha deciso che si rifarà un altro processo perché evidentemente le motivazioni non le conosciamo perché usciranno tra un mese almeno, ma io penso, io e anche l'avvocato Manuela Scalia che segue il papà di Carol Maltesi che ho sentito in questi giorni, è disperato, ebbene io credo che la Cassazione abbia ritenuto non puntuali quelle motivazioni dal punto di vista tecnico e quindi dice vabbè,
lo rifacciamo proprio sul punto della premeditazione. Ecco, oggi vogliamo parlare di questo, di premeditazione, di quanto uno studio su una scena del crimine puntuale, fatto bene, quindi le indagini fatte bene, possono poi portare a contestare delle aggravanti che portano a ovviamente delle sentenze magari più giuste. E lo facciamo con un ex poliziotto, un criminologo forense espertissimo di sopralluogo sulla scena del crimine, di bloodstain pattern analysis anche, quindi di lettura delle tracce di sangue, che ci aiuterà sia a leggere questa possibile, insomma, questa nuova insomma, vicenda che riguarda Carol Maltesi, ma anche quella di un'altra vicenda che adesso vi racconteremo. Benvenuto a Gianni Spoletti. Ciao Gianni, sei con noi? Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Sì, sono con te Laura e con i tuoi ascoltatori. Ok, scusami se ho fatto questa lunghissima premessa, però volevo entrare proprio in questo Ti ho punto. ascoltato attentamente. Ecco, immagino che anche tu conosci la storia di Carol Maltesi, perché poi tra l'altro ricordiamolo che Carol venne, dopo essere stata depezzata, messa in cioè lui tentò, la mise in un sacco, la portò in una casa che aveva tra l'altro affittato per farne un barbecue. Il barbecue non riuscì e quindi lui l'andò a gettare in un dirupo non molto scosceso, comunque in un piccolo dirupo tra la provincia di Brescia e quella di Trento quasi, in Val Camonica, e alla fine è stato sfortunato, per fortuna, perché Carol è stata ritrovata in quanto vennero pubblicati i suoi tatuaggi e qualcuno si mise in contatto con un giornalista, quindi quella volta il giornalista che avevamo intervistato noi, Andrea Tortelli, aveva aiutato proprio le indagini. Aveva aiutato ad identificare il cadavere e poi ad arrivare a lui. Ecco, Gianni invece è stato protagonista di un'altra vicenda proprio nelle nostre zone, insomma, non lontanissimo dalla storia di Carol, quella di Jana Malaiko. Vi ricordate? Abbiamo avuto qui ospite anche il papà Alexander, l'avvocato Murtas. Ecco, anche per Jana Malaiko non venne contestata l'aggravante della premeditazione in primo grado e adesso c'è il processo di secondo grado. Gianni, raccontaci un po' come sta andando questa vicenda e quali sarebbero, diciamo, quali possono essere le prove che possono portare incontrovertibilmente a contestare un aggravante così importante poi per dare l'ergastolo. Ma guarda, per quanto riguarda il caso di Jana Malaiko, tu sai benissimo che questo è un caso che mi sono occupato io come consulente della famiglia e dell'avvocato Angelo Lin. Abbiamo constatato comunque che per noi l'aggravante della premeditazione c'era tutta, l'abbiamo provata a far capire al giudice di primo grado, cosa che non è stata accolta, però ci riproveremo dal 25 marzo in poi in secondo grado a Brescia e speriamo che i giudici di Brescia si convincano veramente che c'è stata una premeditazione. D'altronde voglio dire, Dimitru Stratan ha messo in atto una serie di attività in quel periodo che potevano far solo pensare alla premeditazione. Non capiamo veramente, le sentenze vanno rispettate, però possono essere criticate. Quindi per quanto mi riguarda, una persona che per giorni prima cerca sul computer, sul suo dispositivo elettronico, come reperire dei veleni, voglio dire, cioè, non so se non è una prova questa, poco ci manca. Poi voglio dire, all'interno della scena del crimine, l'appartamento dove è stata ritrovata, dove è stata uccisa, scusate, la povera Jana, cioè lui quella sera ha girato addirittura le telecamere, era convinto che nel pianerottolo del giroscala le telecamere non lo riprendevano mentre trascinava il corpo che ha portato all'interno dell'ascensore e poi nel giroscala l'ha tirato fuori dall'ascensore per caricarlo poi in una macchina.
cioè nella sua autovettura una Mercedes. Quindi voglio dire, gliel'ha promesso parecchie volte verbalmente, cioè nelle liti che lui ha avuto con Diana, a quelle verbali, non solo verbali, alle volte metteva anche le mani addosso, insomma, gli ha promesso sempre che l'avrebbe uccisa, no? Quindi voglio dire, se da questi fatti non scaturisce la premeditazione, non sappiamo più cosa fare noi consulenti o comunque la parte offesa ogni volta che difendiamo queste povere ragazze da questi geni del male, perché io li definisco così, sono geni del male, Bravo. persone che non hanno scrupolo a uccidere una ragazza di 21 anni così martoriandola come ha fatto Dimitru Stratan con Diana. Cioè noi non abbiamo trovato l'arma del delitto, perché l'arma del delitto in quell'occasione sono stati i suoi arti superiori, quindi le mani. Ha ucciso Yana Malaiko colpendola ripetutamente sul volto, addirittura l'occipitale sinistro era addirittura spostato, quindi voglio dire, cioè questa ragazza è stata uccisa veramente con pugni e calci, quindi voglio dire, una ragazza di 21 anni così martoriata, così messa a dura prova. Lei ha cercato addirittura di scappare. Guarda, ogni volta che vado sulla scena del crimine mi accorgo che dalla Bloods Pattern Analysis mi accorgo che queste donne a un certo punto sentono di morire e cercano di scappare a tutti i costi, però è troppo tardi, perché la forza inaudita, come nel caso di Yana Malaiko, gli ha impedito di uscire da quella stanza. Addirittura noi abbiamo trovato una strisciata di sangue appunto di Yana, mentre ha cercato con la maniglia della porta di aprirla quella porta e cercare di scappare. Non ce l'ha fatta, è stata trascinata all'interno e poveretta è stata veramente colpita ripetutamente moltissime volte fino ad ucciderla. Come può essere un delitto d'impeto, un delitto del genere? E tra l'altro lui l'aveva messa in una valigia, no? Mentre Davide Fontana l'aveva depezzata e messa nel congelatore per alcuni giorni, questo l'aveva messa in una valigia, vero? Certo, come ha fatto? certo, l'ha messa in un trolley. Guarda, io che ho fatto tutti i rilievi sia sulla scena del crimine, ma comunque ho partecipato a tutti gli incidenti probatori che sono stati messi in atto appunto dalla procura e comunque gli accertamenti irripetibili con i RIS di Parma. Vi posso garantire che questi omicidi efferati così, cioè lasciano il segno anche a noi consulenti, che ogni giorno purtroppo a malincuore dobbiamo occuparci di queste brutte e tristi vicende. È stata messa in un trolley, è stata proprio pressata all'interno di un trolley, ma di un trolley veramente piccolo. Cioè ancora oggi facciamo fatica a capire come abbia fatto a inserire il corpo di questa povera ragazza all'interno di un trolley, che poi è stato trovato un po' di giorni dopo in mezzo a delle piante dismesse, a dei roveri, a delle foglie, a dei residui di giardino, insomma, voglio dire. E quindi abbiamo trovato questa ragazza, quando l'abbiamo vista, guarda, veramente Laura, ci è pianto il cuore a tutti noi, perché veramente non meritava di fare una fine del genere. Io mi auguro che i giudici di secondo grado prendano in seria considerazione una serie di spunti che abbiamo elencato adesso in processo d'appello. Io con l'avvocato Angelo Lino Murtas abbiamo elencato una serie di circostanze, abbiamo ripetuto determinati analoghi, diciamo, situazioni che abbiamo riscontrato già in primo grado, e quindi adesso vediamo, insomma, noi siamo fiduciosi che la procura prenda in seria considerazione, perché noi chiederemo anche in appello l'ergastolo di nuovo. Non so se ce la faremo, ma lo chiederemo perché non si può lasciare liberi queste persone dopo 20 anni. Voi vi rendete conto che Dimitru Stratan, fra 10 anni rischiamo di trovarcelo fuori con dei permessi premio? Quindi voglio dire, perché lui in primo grado, scusami, in primo grado quanto ha preso lui? 20 anni. Solo 20, perché lui non ha preso nemmeno 30 come Davide Fontana.
questo ha preso 20 anni. L'ergastolo non è che ristora il parente in quanto non gli ridarà mai la sua amata, mai potrà tornare. Però cioè la giustizia è giusto che sia giusta. Allora, se cioè, c'erano i presupposti tecnici e scientifici per dimostrare la premeditazione, io non capisco perché. Perché non è stata cioè. Perché guarda, ti dico, cioè siamo rimasti anche con il pubblico ministero, la dottoressa Lombardo, con cui abbiamo veramente avuto modo di confrontarci proprio passo passo sulle indagini, e quindi abbiamo cercato di mettere insieme quelle che erano le nostre competenze con le competenze della procura, e abbiamo cercato di mettere insieme un faldone di prove a carico di Dimitru Stratan sulla premeditazione, che faccio difficoltà ancora oggi a capire come abbia potuto scampare a questa condanna. Cioè la condanna c'è stata, ma noi non siamo contenti di questa condanna. Noi vogliamo che questo signore paghi veramente il dovuto per il reato che ha commesso, e quindi, ci proveremo di nuovo. Al di là delle tracce che hai detto che sono incontrovertibili, il fatto stesso anche che abbia tentato di fuggire, eccetera, e del fatto che abbia spostato le telecamere e abbia organizzato l'incontro lì nella casa, c'è quel piccolo particolare anche del cane, cioè per lui praticamente è talmente subdolo che chiama, cioè attira nella trappola la vittima fingendo un malore al suo amato cane, no? E quindi lei va lì per quello. Sì, hai ragione Laura, no. Se non è premeditazione quella, non lo so. Ma allora devi sapere che qualche giorno prima Dimitru ha preso il cane che si chiama Bubka, no? Ha preso il cane di Yana dicendo: guarda, lasciamelo a me, lo prendo io, te lo porto, lo prendo con me qualche giorno. Ma il fatto di averlo preso, il fatto di averlo preso e portato via è perché lui con la scusa del cane voleva riagganciare di nuovo Yana, sì. hai capito? Perché nel frattempo, da quando ha preso il cane a quando poi l'ha tirato nella trappola nell'appartamento a Castiglione delle Stiviere, cioè sono passati alcuni giorni, ma in quei giorni lui l'ha fatta pedinare, addirittura è andato in un ristorante dove Yana mangiava col suo nuovo compagno, cioè non è che Yana ha lasciato, voglio dire, Dimitru era stato lasciato in precedenza, quindi Yana aveva tutti i diritti di passare una serata con un'altra persona, con Andrei, che poi era il suo nuovo fidanzato. Voglio dire, cioè, l'ha fatta pedinare, addirittura delle persone hanno visto Yana e Andrei in un ristorante vicino a Castiglione delle Stiviere e hanno avvisato Dimitru del fatto che Yana era a cena con un'altra persona. Lui gli ha sempre detto: se tu ti frequentati con chi vuoi, ma se tu ti frequenterai con una persona che conosciamo insieme, io ti ammazzo. Gliel'ha detto più volte, gliel'ha confermato. Ci sono i testimoni che lo dicono, voglio dire, che sono stati sentiti. Io veramente non so più di così cosa dobbiamo fare. Quindi quella sera che lui con l'inganno l'ha fatta arrivare a casa per consegnargli il cane, dicendogli che il cane stava male. In realtà noi quel cane lì l'abbiamo fatto analizzare da un veterinario e il cane stava benissimo, era in perfetta salute. Quindi se non è premeditazione anche questo aneddoto, io non so più cosa dire per arrivare veramente a combinare la premeditazione. Veramente siamo stupiti, sbalorditi, però rimaniamo fiduciosi perché noi in appello il processo inizia il 25 di marzo, quindi siamo fiduciosi che forse le cose potranno cambiare. Ecco. È a Brescia l'appello? L'appello è a Brescia, sì. Ok. Senti Gianni, visto che tu sei un criminologo forense, ecco, la premeditazione si può contestare anche per quello che accade dopo, non solo per quello che accade prima, giusto? Ma dipende da come, cioè voglio dire, dopo aver commesso un omicidio dipende da tanti fattori. Certo che se questa persona, che ne so, si trovano le prove che ha preparato, che ne so, con un
una buca in un campo per seppellire un corpo, cioè mi sai cosa voglio dire? Se Certo. tutto, cioè se le indagini poi portano a dei riscontri gravi, precisi, concordanti, sì, certo, se la domanda che mi fai, la premeditazione si può constatare anche dopo l'omicidio, ti dico sì, si può, dipende sempre da cosa riscontri dopo la morte di una persona. Sì. Sì, sì. Quindi in questo caso Davide Fontana aveva messo in atto, infatti in secondo grado gli viene contestata la premeditazione, che adesso vabbè, viene messa di nuovo in discussione, e proprio il fatto, tutto quello che ha fatto anche dopo, lui ha addirittura affittato quella casa col barbecue grande, isolata, e quindi l'aveva già pensato che dopo averla depezzata l'avrebbe bruciata. Ha comprato il frigorifero lì a Il freezer Pozzetto online. grande. Ha comprato il freezer online, l'ha tagliata a 23 pezzi, poverina. Cioè, voglio dire, cioè, va bene, la crudeltà gli è stata comminata, vabbè, però anche qui, anche in questo caso, insomma, penso che, insomma, però dobbiamo tenere in considerazione che la Cassazione ha annullato per ben 2 volte questa cosa, cioè il fatto della premeditazione, quindi la contestazione della premeditazione. Quindi sai, non lo so, cioè voglio dire, per carità, gli avvocati fanno il loro lavoro, certo che cominciamo a pensare veramente che forse tante volte, spesso la giustizia non viene fatta per queste ragazze che vengono martoriate. Anche in questo caso, non lo so, cioè voglio dire, anche se non gli dai se ci fosse qualche... l'ergastolo a questa... Scusa. Se ci fosse qualcosa di peggio? Nel senso, perché questa corte ha motivato così? Perché quell'altra corte gli ha dato 20 anni? Cioè, la giustizia è strana, no? Si vede che cioè, le sentenze vanno rispettate, ma si possono criticare. Però voglio dire, io non lo so, ultimamente cioè, ma ora con Carlasco stiamo imparando che cioè, come si arriva poi dopo una sentenza, no? Si può anche arrivare in modo proprio non del tutto, come posso dire, specchiato, ecco, per non dire altro. Sì, no, Carrasco, come dici tu, Laura, ci insegna che poi si può arrivare anche, cioè vedi ben che siamo ormai la Cassazione, c'è una persona definitivamente in carcere, quindi con una condanna definitiva come Alberto Stasi, però oggi come oggi adesso mi sembra che si stia riaprendo di nuovo tutto, no? Quindi non si può mai dire la parola fine alla giustizia italiana, perché purtroppo a distanza di anni vengono fuori di quelle cose che poi possono risultare il contrario di quelle che durante le indagini sono emerse. In questo caso questa povera ragazza, insomma, la crudeltà gli è stata comminata, la premeditazione gli è stata, come dire, rigettata per ben 2 volte. Adesso aspettiamo questo nuovo verdetto, cosa dirà. Certo che pensate solamente che queste persone, come ho già detto prima, fra 10 anni ce le troviamo fuori con dei permessi premio. Sì, un reato del genere negli Stati Uniti, se ti va male prendi la pena di morte, se ti va bene prendi carcere a vita. Non c'è premeditazione, cioè per loro aver ucciso una persona con quelle modalità, con quella crudeltà, è carcere a vita. Negli stati dove c'è la pena di morte tu sei al patibolo, insomma, ecco. Vabbè, diciamo la pena di morte possiamo anche evitare, però l'ergastolo che sia ergastolo, invece, no, ma questo lo dico per i parenti, che hanno l'ergastolo del dolore, per i parenti. Certo. No, io mi riferivo a uno Stato che non la condivido neanche io la pena di morte, però era per far capire, certo. Che un determinato omicidio con quelle modalità, con quella crudeltà, con quello che ha inflitto alla povera vittima in uno Stato come l'America, cioè voglio dire,
non esci più dal carcere, e se ti va male purtroppo rischi anche tu la vita stessa. Quindi per quello dico, non condivido la pena di morte, però il carcere a vita sì, il carcere a vita per queste persone lo meritano tutte. Sì. Senti, facciamo un minuto di pausa, torni con noi che poi parliamo un po' di Garlasco. Va bene. Un minuto. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Vincitore di 2 Golden Globe. Che vorresti fare, Hamlet? Miglior film drammatico. Essere uno dei commedianti di mio padre. E miglior attrice protagonista, Jessie Buckley, con Paul Mescal. William Shakespeare. Non sei curiosa di sapere di che parla? Cosa? La tragedia. Hamlet, nel nome del figlio. Dal 5 febbraio al cinema. Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la sua e la mia sono uguali. Non perdere la più grande storia d'amore di tutti i tempi. Perché mi hai lasciata? Perché hai tradito il tuo cuore? Un film di Emerald Fennell. Heathcliff. Cody. Margot Robbie. Jacob Elordi. Baciami e saremo dannati per sempre. Cime tempestose. Dal 12 febbraio al cinema. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci tornati a Giallo Radio Club, siamo in diretta telefonica con Gianni Spoletti, criminologo forense, esperto di scene del crimine. Abbiamo parlato con Gianni della premeditazione di casi, insomma, nei quali, come in particolare Iana Malaico, di cui lui si occupa direttamente e che rivedrà, insomma, il nuovo processo d'appello il 25 marzo. In quel caso Dimitru Stratan non è stato condannato all'ergastolo, come tra l'altro la nuova legge sul femminicidio vorrebbe, perché non gli è stata contestata l'aggravante della premeditazione, ma solo a 20 anni praticamente. E nel caso poi che è attualissimo, perché la sentenza della Cassazione ha di nuovo cassato la sentenza d'appello che aveva invece contestato per Davide Fontana, assassino di Carol Maltesi, il caso del 2021 più o meno, Rescaldina. La Cassazione ha cassato la sentenza d'appello proprio sulla premeditazione e dice: facciamo un nuovo processo per ricontestare la premeditazione. Allora, sono fatti insomma importanti proprio per riflettere su questo, cioè sulla pena certa. E poi io vorrei proprio riportarvi le parole del papà di Carol, che oggi mi ha detto di essere davvero distrutto, nonché stanco, perché ha detto: sono passati 4 anni, c'era stato un processo d'appello, avevo iniziato ad elaborare il lutto. Ovvio che il dolore, perché mia figlia non me la ridarà più nessuno me lo potrà lenire, però sapere che c'era una condanna all'ergastolo, diciamo, mi aiutava a iniziare a elaborare quel lutto. Adesso con questo nuovo processo, a parte che fisicamente anche affrontare un nuovo processo per le vittime, per i familiari delle vittime è pesante, Gianni adesso ce lo spiegherà bene, ma adesso dice: io anche psicologicamente sono distrutto. Insomma, Gianni, questa giustizia delle volte sbaglia, cioè se non sono state sbagliate le indagini qui, ma no, le indagini capisco perché i giudici le indagini qui sono andate come dovevano andare, credo. Cioè, voglio dire, è stato preso, cioè, voglio dire, con tutte le prove possibili e immaginabili. Sono stati riscontrati fatti, aneddoti, diciamo, crudeltà, modalità di come è stata uccisa sta ragazza, quindi
l'acquisto di questo freezer, poi come l'ha sezionata, come l'ha messa dentro il freezer. Cioè, voglio dire, mi metto nei panni di questo padre, di questo genitore, che cioè, è un ergastolo a vita, ma per i familiari che rimangono di queste vittime. Cioè, veramente i familiari credo non hanno più pace fino alla fine dei loro giorni. Quindi è una cosa che fa male. Cioè, ecco, tu che ti stai preparando, tu e l'avvocato Angelo Lino Murtaz, che abbiamo avuto ospite, siete delle persone meravigliose insieme ad Alexander. Tra l'altro hanno fondato un'associazione che si chiama IANA e insomma stanno facendo tanto per la prevenzione, soprattutto di questi femminicidi. Ecco, tu che stai assistendo queste vittime, psicologicamente anche per te come consulente, cosa vuol dire dover riaffrontare un nuovo processo e di nuovo le prove? Cosa vuol dire? Guarda, Laura, noi qualche giorno fa, sia io che l'Angelino Murtaz, che l'avvocato, siamo sempre spesso in contatto anche con Alexander, no? Quindi qualche giorno fa ci siamo sentiti con Alexander, il padre di Diana, e anche lui è molto sconsolato, molto rattristato, depresso anche, perché cioè anche lui sostiene, insomma, lui vorrebbe che la figlia venisse ricordata per una brava ragazza di cui lo era, perché cioè era una bravissima ragazza, certo. Che ha avuto anche grossissimi problemi di salute, quindi Iana ha avuto problemi in passato di salute molto seri, quindi per lui ogni giorno è un calvario, perché guarda, insieme a lui abbiamo assistito a tutte le fasi processuali, ma prima di tutte le fasi processuali abbiamo assistito a tutta l'indagine, quindi al ritrovamento del corpo, all'autopsia. Sì. Cioè abbiamo cioè la madre che era in Canada è venuta in Italia per assistere e per vedere e per stare vicino anche a Alexander, malgrado fossero separati. Quindi il vero inferno ce li hanno queste povere famiglie che devono sopravvivere a questa tristezza immane, a questa crudeltà fuori luogo. Queste vicende toccano profondamente l'anima delle persone, quindi non riescono più a fare la vita, quella quotidiana, nella quotidianità non riescono più neanche a godersi, a prendere un caffè. Cioè io con Alex mi sono sentito 2 giorni fa e gli ho detto: guarda Alex, noi come vedi stiamo riprovando di nuovo di tutto, però lui è sconsolato perché ritiene che forse, cioè lui ha la paura di una conferma ulteriore che non verrà comminato l'ergastolo di nuovo a Dimitru Stratan. Quindi questo è l'ultimo. E questa non è fiducia nella giustizia. C'è sfiducia. Senti Gianni, parliamo un po' di Garlasco. Qui anche qui invece abbiamo una situazione veramente pazzesca, perché abbiamo una nuova immagine, un condannato in via definitiva. Anche lì voglio dire che se poi dobbiamo parlare della condanna in via definitiva a 16 anni, cioè anche lì cosa voleva dire all'epoca? Sì, ha potuto accedere al rito abbreviato, ok, e poi ha avuto un terzo di sconto della pena, però anche lì non sono state contestate le aggravanti di nessun tipo. Ma perché non sono riusciti nemmeno a dimostrarle queste aggravanti? A parte che non sono riusciti a dimostrare molto. Comunque, oggi vediamo invece una nuova procura, una nuova inchiesta, si riapre tutto e anche qui abbiamo una famiglia che dopo 18 anni vede riaprire un po' tutto. Ecco, però è una famiglia che inizialmente ha scelto il silenzio attendendo le indagini, poi è entrata a gamba tesa nelle indagini attraverso dei suoi consulenti. Che idea ti sei fatto? Perché? Ma guarda, quello che io riscontro in questo momento
Cioè, allora, la famiglia Poggi purtroppo ha perso la loro congiunta, ha perso una figlia, e mi metto anche nei panni di questa povera famiglia che è sostanzialmente anche lei sui carboni ardenti da 20 anni, no? Però Sì. diciamola tutta, questa famiglia che in questo momento è così silenziosa, no? Silenziosa perché non lo so, cioè voglio dire, magari consigliata anche dai propri legali, magari non è neanche il momento di fare delle esternazioni, o comunque di prendere posizione, o comunque di dire qualcosa. Effettivamente, se chiedono, ho sentito giornalisti che chiedono con insistenza di sollecitare Napoleone a dire qualcosa di come stanno andando le indagini. No, ma che ragionamento è? Come lo chiedono? No. Cioè, come dobbiamo proteggere anche il procuratore capo Napoleone, dobbiamo proteggere sicuramente anche la famiglia Poggi, che non vuole dire niente, né personalmente né attraverso i loro legali, perché siamo in una fase veramente molto delicata. Ecco, io voglio dire... Chi non vuole dire niente, però difende la sentenza, cioè si arrocca a quella sentenza. Non vuole dire niente, ma difende la sentenza. Difende la sentenza perché dietro a questa sentenza, se nella sciagurata ipotesi ci sarà una revisione del processo, quindi Alberto Stasi andrà con tutti i crismi, con tutte le prove, con tutti gli aneddoti, con tutti i fatti, con tutta la ricostruzione che ha fatto la Bocellari e De Renzi, riusciranno a trasmettere, diciamo, qualcosa che possa fare riaprire il processo, voglio dire, e quindi magari, non lo so, da questo processo a Stasi ne viene fuori pulito, beh, lì si complica veramente la vita moltissima gente, nel senso che lì a quel punto poi sai come si comporterà la famiglia Poggi se un domani, con tutte le garanzie del caso, perché bisogna essere garantisti fino in fondo, cioè Andrea Sempio, se sarà così, se lo manderanno a giudizio, se sarà rinviato a giudizio questo ragazzo, io voglio vedere la famiglia Poggi, si costituirà parte civile? Punto di domanda. Infatti è una domanda. È una domanda, che mi attanaglia. Mi attanaglia questa domanda. Non dimentichiamo che, cioè, io ogni tanto la tiro fuori questa cosa perché sembra passare in sordina o inosservata, ma in realtà è una cosa che deve essere presa in seria considerazione. E mi spiego meglio, e vado al dunque. Cioè, qui stiamo parlando anche di un risarcimento che Alberto Stasi da molti anni sta continuando a pagare alla parte civile, è vero, voglio dire. Quindi è anche un fattore economico, pensiamoci a questa cosa, perché domani, cioè, voglio dire, ci sarebbe la restituzione di questo denaro, vero? Cioè, non è che può passare inosservata questa cosa. Cioè, è logico, allora probabilmente, cioè, la paura è anche questa, una riforma del processo della sentenza Stasi comporterebbe anche questo, quindi la restituzione del denaro che fino a quel giorno lì, fino a quel giorno della sentenza, Alberto Stasi ha dovuto pagare. Quindi non è un fatto da poco questo, non è un fatto da tenere, non in considerazione. Sì, parla di ovvio. 800.000 euro, Però io penso che sia anche una questione proprio psicologica per loro, cioè che non vogliono. Certo che, Gianni, torniamo però all'origine. Perché tu che sei esperto anche, hai potuto leggere le carte, alla fine ricordiamolo che Alberto Stasi era stato assolto per insufficienza di prove, primo e secondo grado, poi rimandato appunto, come in questo caso Fontana, ad un appello bis e condannato in via definitiva a 16 anni. Ora, perché ci troviamo a questo punto? Perché probabilmente sono stati fatti degli errori ab origine. Quindi, Gianni, quali sono stati gli errori più grossi secondo te, proprio che avrebbero potuto evitare tutto questo calvario giudiziario anche magari?
Ma guarda, gli errori di questa vicenda, io ne cito forse 3, perché sono quelli più drammatici e sono quelli più evidenti, più sotto gli occhi di tutti. Ed è il primo è quello del computer di Alberto Stasi, sequestrato all'indomani dell'omicidio, portato in caserma, e lì sono stati fatti dei gravissimi errori, perché qualcuno ha avuto accesso a quel computer e qualcuno ha cancellato 700 file. Quindi voglio dire, in più la cronologia, quella cronologia di quel computer avrebbe detto molto. Questo è uno degli errori più madornali. Cioè, io non capisco come, è inutile adesso che diciamo, ma chi ha aperto quel computer, chi ha avuto accesso a quel computer aveva la terza media. E proprio per questo, proprio voglio dire, senza togliere a nessuno, ma non ci posso che pensare. fatto la terza media, ma non si può sentire una roba così. Non si può sentire una roba del genere. Cioè, ha aperto il computer e hanno avuto la possibilità di cancellare, hanno manomesso, estratto dati, cancellato, fatto praticamente delle attività che non hanno permesso ad Alberto Stasi di avere un alibi. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è quello quando è stata ritrovata Chiara Poggi sdraiata per terra, ok? Sdraiata per terra, e sul vestito, sul pigiama della povera Chiara Poggi c'era un'impronta che era dell'assassino. Girandola, questa povera ragazza si è alterato, corrotto, inquinato una delle prove regina di questo omicidio. Okay? Non si è mai capito chi l'ha girato, poi, perché il medico legale dice quello del 118, il 118 dice il medico legale. Il medico legale prima dice che l'ha vista prona, poi dice che era supina. Laura, questa indagine lo chiarirà. Io sono convinto che anche questa indagine chiarirà anche questo punto molto focale, molto importante. Quindi voglio dire, e poi il terzo grave errore è l'inquinamento della scena del crimine. L'inquinamento, la corruzione della scena del crimine. Sono entrate 23 persone all'interno della scena del crimine, chi con calzari, chi senza calzari, chi senza copricapo, chi senza tuta. Marco Poggi addirittura si vede senza solo con la mascherina. Non sappiamo se aveva i calzari, ma sicuramente non aveva la tuta di protezione. Cioè, voglio dire, lì dentro sono stati commessi all'interno della scena del crimine dei gravissimi errori che solo per quello che hanno commesso Alberto Stasi non doveva essere portato a processo. È inutile che ci giriamo intorno. Ora, al di là di colpevole o innocente, sì. Assolutamente, al di là di essere colpevole o innocente. Però qui veramente hanno fatto guarda, io quando sento, stamattina sentivo in televisione, senza far nomi, perché è inutile fare nomi, perché sennò comunque un giornalista che comunque sa il fatto suo, ha elencato che sono stati commessi 82 errori, no? Dall'altra parte c'era una persona che si è occupata dell'indagine e ha detto semplicemente poi vedremo se tutti questi errori saranno evidenziati, come per dire, cioè, ancora lì arroccati a questa vicenda, cioè gli errori sono stati commessi, sì o no? Cioè lo stesso Cassese lo dice, no? L'ha detto più volte che sono stati commessi degli errori. Ma come si fa a autorizzare a girare il corpo della povera Chiara Poggi? Chi è che l'ha autorizzato? Sicuramente il pubblico ministero. Quindi girandola abbiamo perso la traccia regina, come la traccia regina era anche il computer. Poi tutta un'altra serie, guarda, è inutile che siamo qui, ce ne sono stati tantissimi, se ne elencano 82 potremmo stare qua fino a sera, quindi voglio dire... Ma secondo te la nuova procura riuscirà davvero ad andare oltre tutto questo? Se riuscirà ad aprire tutto questo? Ad andare oltre, dico, con una nuova verità.
Secondo me sì, guardate che adesso molte figure che in questo momento sono silenziose, ma comunque sono parte di questa indagine o dell'indagine di Brescia, che in questo momento voi li vedete, non li sentite perché sono silenziose, comunque sono defilate, ma io vi voglio ricordare che il maresciallo Sapone è stato sentito per 9 ore, è stato sentito per 9 ore all'interno della procura di Brescia, e 9 ore vi posso garantire che non è che puoi dire l'orso vola, vero, in 9 ore, cioè in 9 ore vuol dire che di domande te ne hanno fatte e tu devi aver risposto come loro volevano sentirsi sentire, perché 9 ore sono tante, soprattutto queste 9 ore sono state messe in atto dalla procura nei confronti di un ex appartenente delle forze dell'ordine, e sappiamo benissimo che gli appartenenti delle forze dell'ordine, quando sono loro ad interrogare, allora come dire, tutto è normale, ma quando tu, forza dell'ordine, subisci un interrogatorio così lungo, vuol dire che tu devi aver detto qualcosa di importante. Poi non si è più sentito, quindi voglio dire, anche da quell'interrogatorio mi aspetto che vengano fuori cose importanti che legano tutte e due le inchieste, sia quella di Pavia che quella di Brescia. Ecco, il fatto che c'è un'inchiesta per corruzione in atti giudiziari, che è una diciamo ipotesi veramente gravissima, nel cittadino, secondo te cosa porta a pensare che dobbiamo avere fiducia in quelli che l'hanno aperta questa inchiesta, oppure che non possiamo avere fiducia di nessuno? Ma guarda, io ormai ho imparato a basarmi sui fatti concreti, sulle prove concrete, sui riscontri, sulle indagini tradizionali, anche quelle scientifiche, chiaramente, che servono sempre perché solo così si può arrivare alla verità. Io credo invece che bisogna aver fiducia, perché guai non aver fiducia nella giustizia, perché sennò veramente, certo che Garlasco ha scompigliato molto il popolo italiano, quindi il cittadino sento, lo vedo anch'io, lo constato anch'io, che non ha più fiducia nelle istituzioni, proprio perché se ne sentono di tutti i colori, e ogni volta non c'è un'indagine che inizi bene e finisca bene. Quindi ogni indagine, è vero che ci sono molte complicazioni, però cioè, il cittadino sento che non ha fiducia nelle istituzioni, quindi dobbiamo acquisire nuovamente e rispolverare quello che la giustizia era tantissimi anni fa, e che con questa indagine di Garlasco credo abbia perso tutta la fiducia e il lustro che merita, insomma, perché insomma la giustizia poi in certe vicende giudiziarie ha fatto anche degli ottimi lavori, degli ottimi processi, quindi sì, ce ne sono stati tanti di processi fatti bene, però ce ne sono tantissimi fatti male, e Garlasco è uno di questi. Sì, grazie caro Gianni, ci hai dato veramente tanti spunti di riflessione, ti ringraziamo perché sei stato con noi così tanto tempo, so che sei molto preso insomma dal lavoro, da tanti casi, e sicuramente insomma ti richiameremo. La radio è un mezzo secondo me molto molto importante anche per raccontare queste storie, che poi sono storie alla fine che purtroppo possono capitare a chiunque, purtroppo ormai, perché non parliamo più dei terroristi, dei sequestratori, di assassini efferati di quel tipo, ma qui parliamo veramente di gente normalissima, come può essere Dimitro Stratan, cioè a vederlo così, o Davide Fontana, che poi si trasforma in assassini efferati. Adesso per Garlasco per ora c'è un condannato che insomma anche lui non aveva proprio, se vogliamo stare al vecchio Lombroso, che
abbiamo superato, però proprio il physique du rôle dell'assassino non l'aveva molto, però vabbè, è stato condannato, adesso c'è un nuovo indagato, vediamo cosa succederà. Ma Grazie comunque Gianni. voglio dirti solo un'ultima Sì. cosa. Sì, Voglio dire, se Alberto Stasi, cioè voglio dire, è l'assassino di Chiara Poggi, e questo dice la sentenza, ma per come è stata uccisa Chiara Poggi, altro che 16 anni doveva prendere il suo assassino. Infatti, quello che dico Altro io. che 16 anni per la crudeltà che ha Infatti. inferto questa povera ragazza. È una sentenza assurda. È questo l'anomalia di questa vicenda. Avete capito? L'anomalia proprio sta nel fatto che gli è stata comminata una pena di soli 16 anni per un reato così grave. Questo è il vero dilemma, è la vera anomalia. Capito cosa voglio dire, Laura? Senza movente, senza arma del delitto e senza un sacco di cose, peraltro. Potremmo stare qui delle ore ancora. Sì, no, ma dobbiamo fare insieme, assolutamente, mi interessa moltissimo la disamina sulla cosa più importante che ha portato poi alla fine alla condanna di Stasi, cioè questa benedetta perizia sulla camminata, che è una cosa, ovviamente è un esperimento, no? Cioè lui è stato condannato fondamentalmente perché non c'erano le sue tracce sul cadavere, sulla scena. Anche nei carabinieri che hanno fatto il tragitto 2 volte e mezzo sugli operatori del 118. Di cosa parliamo? Parliamo di estate dove il sangue si è secca, cioè voglio dire, potremmo star qui, cioè in un'altra dai, ne riparleremo. Sì, infatti ne volevo proprio parlare di questo. Dai, la prossima volta esaminiamo questa benedetta perizia. Grazie Laura. Grazie mille, buon lavoro e grazie insomma a tutti i radioascoltatori che sono stati con me. Insomma, torneremo mercoledì prossimo con un altro caso. Grazie a tutti. Avete ascoltato Giallo Radio Club.